Saranno il maestrino Luca Casarini e il veneziano Beppe Caccia a guidare la delegazione di Mediterranean Saving Humans che sabato mattina parteciperà ufficialmente in Piazza San Pietro a Roma ai funerali di Papa Francesco e con loro ci sarà anche una nutrita rappresentanza di migranti e rifugiati soccorsi dai volontari in mare. L'invito a partecipare alle esequie a Mediterranean Saving Humans è arrivato direttamente dalla Casa Pontificia e rispecchia così fedelmente il rapporto che il Santo Padre ha sempre avuto con Mediterranea e i suoi volontari. Il ricordo di Luca Casarini. Di una cosa siamo certi: Papa Francesco ha lasciato il segno in questa terra, nella nostra storia umana, breve, ma ha lasciato un segno profondo, perché è stato il Papa degli ultimi. Per la nave Mare Jonio la vicinanza di Papa Francesco è sempre stata paragonabile a quella di un componente dell'equipaggio. In un mondo dove il successo e la potenza e la felicità sono legati a quanto denaro fai, a quanto denaro puoi accumulare. Ecco, in questo mondo Papa Francesco ha proposto un'altra visione, la visione che parte dagli ultimi. Francesco, il Papa degli ultimi. La proposta del suo messaggio, della sua vita, perché ha fatto così in vita, concretamente, è quella di un mondo diverso, di un altro mondo possibile, partendo dagli ultimi, cioè da coloro che soffrono di più, per poter disegnare una convivenza possibile tra tutti, tra tutta la famiglia umana, a partire dal disarmo, a partire da quel no alla guerra che è stato l'ultimo suo respiro. Grazie Papa Francesco.